Sono soltanto 5 nuovi contagiati in Dei contagi più bassi dall'inizio della pandemia. Tante. Facciamo il punto con Enzo Perone dall'ospedale Cotugno. Sì, Maria Laura, il primato dei contagi più bassi dall'inizio della pandemia, 5 su 5.400 tamponi, il totale complessivo dei positivi in Campania è 4.749, i deceduti 404, nessuna vittima nelle ultime 24 ore, 3.067 i guariti. Il clima estivo sostanzialmente non limiterà la crescita della pandemia, ci sono molti studi internazionali in tal senso, invitiamo i cittadini alla prudenza e a limitare i contatti senza le necessarie precauzioni. Lo spiega Paolo Oscerto, direttore della oncologia dell'Istituto per i tumori Pascale, che poi si è detto fiducioso sulla scoperta di un vaccino che potrà portare a una immunità di gregge della popolazione mondiale. Tra ottobre e novembre comincerà la sperimentazione a Napoli con la vaccinazione diretta contro la proteina spike del Covid-19, che è quella che si lega alle cellule e permette al coronavirus di attaccare e infettare le cellule umane. Una speranza, diamo fiducia alla scienza, ce la dovremo fare. Dal Cotugno è tutto, a voi linea studio. Cambiamo argomento, alta attenzione sulla vertenza Giabil di Marcianise. Per il governo sono da annullare i 190 licenziamenti annunciati dall'azienda. Tra poco alle 15 nuovo incontro al Ministero e c'è forte preoccupazione alla Whirlpool di Napoli, come sapete in dismissione, la data è prevista per fine ottobre. Allora andiamo in fabbrica con la nostra Anna Testa. Dobbiamo ricordare che la Whirlpool aveva firmato un accordo di rilancio sul territorio, c'era uno sviluppo da mettere